Bentrovati, eccoci ad un altro appuntamento di Veneto Globe Sport, l'appuntamento giornaliero dal lunedì al venerdì sulla nostra web tv www.venetoglobe.com. Ci trovate così facilmente e naturalmente ci trovate anche sul canale del digitale terrestre 813, ovvero 813 per il momento per la provincia di Belluno. Stiamo naturalmente lavorando per allargare il servizio a tutto il Veneto e tra non molto potrete scoprirci un po' in tutto il Veneto anche attraverso il digitale terrestre. Scopriamo invece le principali notizie adesso per la giornata sportiva odierna. Non possiamo non iniziare con la buona gara dell'Atalanta contro il Frosinone nel posticipo della Serie A, la vittoria netta per 4-0 dell'Atalanta che con Papu Gomez scatenato apre e chiude l'incontro, quindi un Atalanta che va al primo posto in classifica momentaneo per quanto riguarda il massimo campionato di Serie A in Italia. Veniamo alle altre notizie, cominciando dal calcio. Oggi abbiamo argomenti piuttosto importanti, anche non riferiti al calcio, però cominciamo con il calcio, ricordando che si sta aspettando di vedere quali saranno le decisioni per quanto riguarda la Serie D per recuperare la partita del Montebelluna, per ciò che riguarda appunto la Trevigiana, e poi vedremo se slitteranno o meno le varie fasi di Coppa e anche di campionato come qualcuno pensava e minacciava. Per ciò che riguarda invece l'eccellenza vediamo il cammino delle nostre squadre con il Treviso che giocherà in amichevole adesso dopodomani giovedì il 23 a Marostica, proprio contro il Marostica. Continuano ad allenarsi Vittorio Veneto Eclisse, Union QDP, Giorgione, Liventina sui propri campi. Il Porto Mansuè lo ha fatto disputando un'ottima amichevole sabato a Mansuè contro il Prodeco Montello. E allora, in attesa di andare poi di sentire nelle prossime giornate il tecnico Marchetti del Prodeco Montello, andiamo a sentire invece il tecnico Lombardi del Porto Mansuè dopo l'1-0 proprio con il Prodeco registrato sabato. Lombardi. Sì, una partita di intensità ottimale, insomma, con due squadre che hanno corso bene. Avete provato a giocare anche prestino? Abbiamo provato a giocare anche prestino, il caldo c'è, ma c'è per tutte le squadre, quindi non deve essere quello un alibi. Ho visto delle cose discrete, è chiaro che comunque veniamo anche da alcuni carichi di lavoro importanti, però nonostante questo ho visto già alcune cose che sono positive, insomma. Una ventina di giorni più o meno scarsi, no? Di preparazione, ho visto anch'io dei buoni movimenti già tra quelli già che si conoscevano e quelli che sono stati inseriti, poi hai due Colored ancora fuori, quindi direi che in tribuna sognavano già. Beh, gli altri possono sognare, io rimango sempre sveglio e vigile, perché è giusto che sia così. Sì, adesso siamo tra virgolette al completo con il rientro di Aga e Ignago. Bisogna comunque essere costanti nel lavoro e soprattutto curare con attenzioni particolari, soprattutto nei giovani. Hai ragione, e domenica si inizia e quindi cominciamo a fare sul serio. Ma i ragazzi si stanno impegnando da quando abbiamo iniziato il ritiro, che sono sì 20 giorni, ma se andiamo a guardare numericamente gli allenamenti è già un numero importante di allenamenti che abbiamo fatto, quindi si stanno applicando al massimo di quello che possono fare adesso. Buon lavoro e per domenica andiamo avanti. Sempre, grazie. Bravo Lombardi, sempre con i piedi per terra naturalmente, ma a Porto, o meglio a Mansuè, per il Porto Mansuè, insomma inutile dire si sogna, perché la squadra è decisamente stata costruita bene ed è completata da buoni giocatori arrivati quest'anno. Andiamo a continuare la nostra panoramica con l'Union Pro sempre in allenamento, così pure il Nervesa, l'Istrana, il Lia Piave che tra un torneo e l'altro domani sera giocherà la finale a Cimadolmo e poi invece giovedì sera sarà presentata ufficialmente alla Casa del Popolo come ogni anno di San Polo di Piave la società, e quindi buon lavoro a tutto il sodalizio del San Polo di Piave, del Lia Piave.
E adesso parliamo di basket. Sì, parliamo di basket perché abbiamo due servizi oggi che riguardano le due squadre principali, diciamo così, della marca trevigiana, a cominciare dalla TVB Basket che milita nel campionato di Serie A2, TVB che si è radunata ieri pomeriggio a Sant'Antonino. Noi c'eravamo e abbiamo sentito il coach Massimiliano Menetti, l'intervista con la nostra Valentina Dalmas, che è ritornata pure lei. Eccola. Era ora, è il momento delle ultime chiacchiere per poi finalmente iniziare a lavorare. Quindi abbiamo parlato tanto quest'estate, c'è stato il momento dell'arrivo, il momento degli arrivi e adesso finalmente è il momento della palestra, che è quello che aspettavamo da tempo. Ecco. Appunto sarà importante cercare da subito la giusta amalgama con i ragazzi, visto che comunque partiamo con un gruppo nuovo. Sì, è vero, ci sono le basi societarie che sono però ben solide, ci sono giocatori che venivano anche dall'anno scorso, ci sono dei ragazzi, credo che con le motivazioni sia la cosa, tecnicamente sarà la cosa più difficile, e invece credo che il fatto di dover costruire un gruppo con una mentalità vincente e con un'identità vincente soprattutto, poi al di là di quelli che saranno gli obiettivi finali sarà la cosa più importante, quindi da un lato è difficile ma dall'altra parte quando c'è disponibilità è anche molto più facile. Una tua frase è rimasta impressa, io sono qui di passaggio, in A2. Ma sì ragazzi, è ovvio che personalmente credo che dietro di me, ma credo voi tutti, che sia più bello, da quando sono qua a Treviso sento parlare del Negro, sento parlare di Miller, sento parlare di tutte queste persone, quindi è ovvio, e parlo di voi, io vengo da una situazione di tanti anni da uno ed era ovvio che io qui in A2 mi piacerebbe rimanerci poco, come credo che i ragazzi qui alle mie spalle vorrebbero farlo velocemente. Da qui c'è un percorso, perché è inutile parlare di dove bisogna arrivare se non si comincia a pensare al percorso, quindi dopo tutte le parole dell'estate adesso è arrivato secondo me il momento di cominciare a pensare a quello che c'è da fare, ed è quello che oggi abbiamo il primo contatto con voi, il primo contatto con la stampa, ed è il momento di cominciare a pensare ai primi allenamenti. Poi gli obiettivi, l'ho detto sempre, è una società ambiziosa, perché se no non avrebbe chiamato me e non avrebbe fatto la campagna acquisti che ha fatto, però adesso al di là dei proclami è arrivato il momento di lavorare. Che pallacanestro vedremo dalla tua squadra? Lo scopriremo man mano che andiamo avanti, di sicuro l'ho detto, la cosa più importante su cui dobbiamo lavorare è l'identità, quindi una squadra che quando è finita la partita abbia dato tutto, una squadra che non molli mai in ogni situazione, una squadra che sappia affrontare le difficoltà, e in questo sarà molto importante naturalmente l'ambiente e il pubblico. Le annate vincenti non sono tali se non passano attraverso un momento di grande difficoltà o momenti di grande difficoltà, quindi tutti insieme, parlo anche di voi, se volete fare queste interviste oltre a Menetti e fare anche a qualcuno anche magari molto più importante, bisogna sapere affrontare i momenti di difficoltà. Bene, buon lavoro quindi a Menetti. È iniziata ieri quindi la stagione 2018-2019 della De Longhi Treviso, uno staff tecnico composto da Massimiliano Menetti, che abbiamo visto, dal vice allenatore Francesco Tabellini, poi dall'assistente Gabriele Galigani, il responsabile video Mirko Saccardo, il preparatore atletico Dario De Conti insieme all'altro Roberto Vaccher e lo stagista Edoardo Monti, team manager Simone Cacio. Questo per quanto riguarda lo staff tecnico. Adesso il precampionato della De Longhi, da oggi diciamo a domenica 2 settembre, anzi da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre il ritiro in quel di Domegge di Cadore, mentre da oggi si comincia a sudare a Sant'Antonino, lo hanno già fatto parzialmente anche nella giornata di ieri, poi questo mini ritiro a Domegge vi dicevo, e poi il 4 di settembre una gara che tra l'altro seguiremo per voi e magari avremo modo di vederla anche in onda attraverso il nostro www.venetoglobe.com o attraverso il canale 813 per il digitale terrestre per la provincia di Belluno. Si giocherà il 4 settembre a Pieve di Soligo contro Udine. L'altra grande squadra della marca trevigiana è sicuramente la Ruker Sanve San Vendemiano. Ieri c'è stata la presentazione ai tifosi e alla stampa, anche lì eravamo presenti. Allora andiamo ad ascoltare il nostro servizio e cominciamo con il coach Mian. Eccolo.
per me è una nuova, come era nuova l'anno scorso, perché la categoria è il primo anno che la faccio. Me la sono studiata, ho cercato di capire come affrontarla, ok, e quindi mi sento bello carico per questa cosa qua. Per quello che riguarda la squadra, sì, è vero, ho appena detto alla squadra adesso, ai ragazzi, che dobbiamo cercare di fare il gruppo più velocemente possibile. Siamo 9/12 nuovi, appunto bisogna cercare di fare squadra, di conoscerci, di aiutarci il più velocemente possibile. Il gruppo è giovane, quindi secondo me dall'aspetto, la nostra arma vincente dovrà essere l'atletismo, la corsa, l'aggressività in difesa e tutte quelle cose che sono attitudini in particolar modo dei giovani. E dopodiché sarà il campo a parlare, vediamo cosa succede. Quello che volevamo fare, alla fine, chiaro, hai magari 2 o 3 nomi in un ruolo, cerchi di capire, vedere, però alla fine l'obiettivo era quello di avere una squadra giovane con dei ragazzi da poter far crescere, da poter far lanciare, diciamo, nelle categorie senior e magari anche riuscire a far sì che abbiano la possibilità di arrivare prima possibile in Lega 2, capito? Questa è un po' l'idea, quindi il risultato lo giudico ottimo. Mi è sempre piaciuto lavorare con i giovani, ho cercato di dare il meglio a tutti, cercando di dare quegli strumenti. Io dico sempre, perché dare illusioni ai ragazzi non lo trovo corretto, cioè quella che deve essere la categoria di appartenenza, però devono farla con gli strumenti giusti e dando tutto quello che hanno, hai capito? Quindi questo per me è importante, ho sempre lavorato con questa filosofia rispetto ai giovani. Credo, insomma, qualcosina di aver fatto, può essere che questa cosa qua abbia aiutato a scegliere qualche giovane a venire qua, insomma sarei contento di questo. Non ci sediamo perché adesso inizia il bello, perché proprio perché siamo giovani, come ho detto a loro, rubare dei minuti a quelli del quintetto base sarà la loro forza durante gli allenamenti, dovranno dimostrare di poter stare più minuti possibili in campo. In bocca al lupo quindi anche a Marco Mian, che comincia a lavorare. Questo che vedete è il simbolo della Vigor, perché ieri sera riunione e ritrovo anche per la Vigor Conegliano, che si è ritrovata al Palazzetto dello Sport di via Filzi a Conegliano per l'appunto. Anche in questo caso nuovo coach e rinnovato anche il roster per un campionato piuttosto impegnativo. In bocca al lupo anche alla Vigor, di cui ci occuperemo nelle prossime giornate senz'altro. Bene, allora parliamo oggi piatto ricco e quindi micificco, si dice, no? Beh, seconda amichevole a Monigo per il Benetton Treviso contro il Leicester Tigers, 26-10, una bella vittoria, bella la gara, il grande pubblico, circa 2600 persone. Sentiremo poi nei prossimi giorni, magari domani, il presidente Amerino Zatta, che ci parlerà anche dettagliatamente del Monigo che sta coprendo l'altra gradinata. E allora andiamo a sentire invece, per quanto riguarda i giocatori, Tommaso Iannone, che è con noi dopo partita con una buona prestazione la sua. Sentiamolo. Con Iannone al termine della gara, al di là del risultato 26-10 positivo questa volta, positiva anche una Benetton un pochino più continuativa. Sì, no, beh, stiamo provando a costruire il nostro gioco, ovviamente sono partite amichevoli, quindi le amichevoli non si sa mai se è vero rugby o meno, però dal punto di vista dell'attitudine stiamo facendo bene, questa è una cosa importante, per noi era importante questo, anche settimana scorsa, anche se il risultato non è stato a nostro favore, eravamo contenti della gara che avevamo disputato, perché c'erano stati degli spunti positivi, molti giocatori nuovi e comunque tutti che hanno voglia di darsi da fare e far vedere il proprio valore, insomma. A livello personale sei contento della prestazione? Ma abbastanza contento, dai. Diciamo che non sono ancora in forma ottimale, poi ho giocato gli ultimi 40 minuti estremo. No, non è il mio ruolo, avevo giocato in giovanile, però potevo fare qualcosina meglio, dai. Ti aspettano le zebre adesso, un derby, tanto per non smentire? Sì, si sa che i derby alla fine ci sono sempre dei conti personali, ma cercheremo di fare la nostra partita e di mettere un altro mattoncino per arrivare pronti alla sfida contro Newport.
Questa sera c'era qualche conto personale, ho visto. Ah, ma no, è il gioco del rugby, quando si è in campo sia così, poi tutti amici come sempre. E allora ti lasciamo al terzo tempo, in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, grazie. Era Tommaso Iannone per il Benetton Rugby. Cambia subito la nostra immagine, vedete, siamo su Motta di Livenza, siamo sulla pallavolo maschile perché altro raduno, ieri sera si è radunata la Serie B maschile di Motta di Livenza, al lavoro a partire dalle ore 20, già ieri sera al Palagrassato, faceva gran caldo, giocatori agli ordini di Renato Barbon, si comincia a lavorare, si comincia a sudare per la preparazione del prossimo campionato, della prossima stagione agonistica. E con questa notizia termina il nostro appuntamento di Veneto Globe Sport, che va in onda sulla web tv www.venetoglobe.com, sul canale 813 del digitale terrestre, 813 ci trovate per la provincia di Belluno per il momento, attendiamo di espanderci a tutto il Veneto nei prossimi mesi. Abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani, buona serata a tutti, buona giornata.